vigilo sul rischio di incendi, curo la fertilità del suolo con gli avvicendamenti culturali, e curo fossi e strade e curo il bosco, e così prevengo i disastri causati dalle alluvioni, curo il paesaggio rurale nel suo complesso e produco beni materiali conservando processi produttivi antichissimi, curo la lingua materna, la storia del posto dove sono nato, le tradizioni, il modo di vestire, conservo l'identità di un popolo. Ogni popolo, io sono convinto, si identifica con la propria lingua, le sue tradizioni, il suo ambiente, la sua storia, un modo di vivere e di produrre. La distruzione del mondo agropastorale ci porterà a diventare un popolo senza passato e senza futuro. E chi non ha passato, non ha futuro, ha poche chance. La posta è alta, è necessario quindi mettere in campo con urgenza idee di resistenza e speranza che possano gettare le basi per una diffusione del benessere e nello stesso tempo contrastare la concentrazione della ricchezza. La terra non è mai ingrata, è ingrata, lo diventa quando sono uomini ingrati ad abitarla. Ecco, io ho provato a mettere un po' alcune delle idee che noi abbiamo nel nostro territorio, che stiamo cercando di portare un po' in giro, ecco, perché è estremamente importante la riunione che voi oggi avete messo su. Perché nessuno ne parla, perché c'è scarso ruolo sociale dell'agricoltore allevatore. E allora se riusciamo a discutere di noi, a parlare di noi nelle nostre comunità, probabilmente riusciamo a invertire un po' di tendenza. Allora io faccio alcune attività, ho provato e provo in continuazione ad accorciare il chilometro zero, la vendita diretta, facciamo la fattoria didattica, ma voi dovete vedere con quale difficoltà e con quale pena in un paese come il mio, che era agricolo e oggi gli agricoltori sono 10, un paese di 9.000 abitanti, dove devi spiegare ai bambini che quella è la gallina, non scherzo, che quella è la gallina e che così si produce e così si fa. Allora, se siamo ridotti a questo, è davvero preoccupante. Io chiudo qui, forse ho anche sforato, poi se riusciamo a entrare dentro i problemi del latte e di queste leggi sciagurate, qualche parola la vorremmo sottolineare. Grazie.